È iniziata ieri da Vicenza la seconda edizione della campagna itinerante di Legambiente Veneto che si chiama Operazione Fiumi, esplorare per custodire. Una campagna realizzata in collaborazione con ARPAV che ha l'obiettivo di individuare i batteri e gli inquinanti che si annidano nei fiumi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 8 giugno 2022. La prima notizia del giorno riguarda la campagna itinerante di Legambiente Veneto, che ha l'obiettivo di scattare una fotografia sullo stato di salute dei nostri fiumi. Verranno osservati i batteri Escherichia coli e poi i ftalati e il glifosfate, che è un erbicida utilizzato da 40 anni in maniera massiccia in agricoltura e del quale ISPRA ha già rilevato la presenza di concentrazioni importantissime nelle acque superficiali italiane e naturalmente del Veneto. Novità di quest'anno, come dicevo, è la ricerca degli ftalati, una famiglia di sostanze chimiche organiche di sintesi riconducibili alla degradazione delle plastiche. Tutti i dati verranno raccolti in un dossier conclusivo. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, dove ci sono anche le dichiarazioni di Luigi Lazzaro, presidente regionale di Legambiente, che spiega l'origine di questa situazione molto preoccupante è riconducibile a diverse cause: la cattiva o insufficiente depurazione, i problemi legati alla mancata separazione tra acque reflue e acque meteoriche, la presenza di scarichi o sversamenti illegali. Quanto agli inquinanti, in questi corsi d'acqua serve agire per prevenire con estrema rapidità perché la loro presenza è critica e persistente. Insomma, l'indagine è appena partita. I primi corsi d'acqua a essere messi sotto la lente di ingrattimento di Legambiente sono il Bacchiglione e il Retrone, due fiumi soggetti a un'elevata pressione antropica, come del resto la gran parte dei corsi d'acqua nella pianura padana e in Veneto. La fotografia che emerge dall'indagine, appunto abbiamo sentito le parole di Luigi Lazzaro, ve le ho lette poco fa, ma è confermata anche dai rapporti sullo stato di salute delle acque interne prodotti da ARPAV, che monitora lo stato dei fiumi per tutto l'anno, rapporti dai quali emergono diverse criticità e uno stato di salute preoccupante per entrambi i fiumi, sia il Bacchiglione che il Retrone. Attendiamo i risultati nel dossier conclusivo e nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo con questa puntata di Sveglia Veneto e parliamo di politica. La notizia, un piccolo scoop sul Corriere del Veneto di oggi: a sorpresa Fratelli d'Italia arruola l'ex grillino Borrelli. Questo il titolo. Il patto a cena nell'osteria di Treviso, che piace tanto al Carroccio. De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia, dice: l'ex grillino Borrelli aiuterà i nostri sindaci. Insomma, incroci di partiti, forze politiche, trame nell'osteria, in un ristorante. Chi è David Borrelli? C'è il ritratto a margine di questo articoletto sul Corriere del Veneto di oggi. David Borrelli, il primo grillino eletto in un comune in Italia nel 2008, era membro del triumvirato che guidava la piattaforma Rousseau, fedelissimo di Grillo e Casaleggio. È stato europarlamentare dal 2014 al 2019. Poi la rottura, che in realtà si era consumata già prima della sua esperienza europarlamentare, una rottura non senza polemiche e ripicche. Si era preso una pausa dalla politica attiva Borrelli, ma l'altra sera, davanti a una cena annaffiata di buon vino, leggiamo sul Corriere del Veneto, è stato siglato un accordo di collaborazione che sorprende e apre a parecchie analisi. L'ex grillino aveva voglia di rimettersi in gioco e ha optato per i fratelli di Giorgia Meloni. C'è una curiosità, perché il luogo scelto per l'incontro, per nulla Carbonaro, sottolinea il Corriere del Veneto, è stata l'Osteria Arman, da sempre uno dei ritrovi preferiti della Lega, che
governa e domina sia la città di Treviso che la provincia, che anche naturalmente la regione del Veneto. Voltiamo pagina e parliamo di criminalità. Una notizia su tutti i quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere del Veneto di nuovo, operazione antidroga di profilo internazionale, gli infiltrati, la coca nei capannoni, arrestati i narcos del Veneto, scovate dalla Guardia di Finanza 4,3 tonnellate di droga, valgono 96 milioni di euro, è la più grande operazione mai fatta in Italia. Leggiamo cosa è successo, la vicenda. L'operazione Geppo 2021 è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia e la collaborazione delle autorità colombiane. L'operazione ha portato al sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina, è la più grande operazione antidroga mai realizzata in Italia, come vi ho detto poco fa. Si stima che la cocaina sia stata pagata circa 96 milioni di euro dai gruppi criminali operanti nel nostro paese, e sul mercato la vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare potenzialmente fino a $500 milioni. L'operazione a Treviso e a Venezia. Un magistrato spiega: il clan del Golfo è più di un cartello, dispone di soldati e in Colombia controlla interi territori. Ma torniamo all'operazione che è stata svolta. 38 i trafficanti di livello internazionale per i quali è stato disposto l'arresto. Si tratta di persone di origine slovena, croata, olandese e bulgara, ma anche di italiani come Adriano Lazzaro, 66 anni, di Meolo in provincia di Venezia, 5 gli stranieri residenti in Veneto, compreso l'albanese Renato Uica, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel traffico. Leggiamo sul Corriere del Veneto. Ci spostiamo sul Gazzettino, dove il titolo è simile: traffico internazionale, sgominati i clan della coca dalla Colombia a nord-est. C'è una mappa d'Italia e anche un mappamondo dove sono individuate le zone dove è avvenuta l'operazione Geppo. Trieste, 4,3 tonnellate di droga recuperate e 38 catture tra narcos, 'ndrangheta, criminali dei Balcani e 5 veneti. Così scrive il Gazzettino, parlando della maxi inchiesta. L'indagine è portata a termine grazie ad agenti infiltrati che hanno seguito le rotte dei corrieri fino alle consegne. Al centro il cartello del Golfo con il boss Otoniel già in cella, il porto Giuliano, quindi Trieste, individuato come base per lo sbarco. Ancora i numeri: 500 milioni di euro che avrebbero potuto fruttare la vendita al dettaglio della cocaina, 19 le consegne che sono riusciti a sventare gli investigatori, 3 gli agenti sotto copertura che hanno seguito i passaggi della droga, 60 gli uomini della Guardia di Finanza impegnati in tutta Italia per dare esecuzione agli arresti che hanno consentito di smantellare tutta la rete del traffico di cocaina dalla Colombia fino al nord-est e al resto d'Italia. Un veneto e un giuliano, i primi a finire nella rete. Questo il secondo titolo del Gazzettino. Ecco come sono scattate le trappole degli investigatori sotto copertura. Ogni blitz dell'operazione Geppo fatto passare come intervento slegato da altri. Agganciati e pedinati, poi il ritrovamento simulato come casuale in un casolare del Friuli dopo una finta fuga di gas. Questa è la cattura dei due nordestini. Il sequestro più rilevante effettuato alle porte di Roma, invece 600 kg nascosti in un furgone e 2 arresti. Va bene, questa la notizia sulla più grande operazione antidroga mai effettuata in Italia, che appunto ha coinvolto anche direi soprattutto la nostra regione. Un'altra notizia che riguarda la criminalità. Si parla in questo caso di reati economici e truffe sui fondi europei. In un anno aperti a nord-est 35 fascicoli, primo bilancio delle sostitute procuratrici delegate che guidano da un anno, dal 1 giugno 2021, l'ufficio con competenza sul Triveneto per l'EPPO, l'European Public Prosecutors Office.
Parlano di una realtà sana e ricca che però attira la delinquenza. Leggiamo meglio la dichiarazione nell'articolo di Nicola Munaro sul Gazzettino di oggi. Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia sono realtà socialmente sane, ma anche aree economicamente ricche, e di delinquenza economica qui ce n'è. Appunto lo testimoniano i 35 fascicoli aperti su tutto il territorio del Triveneto, con una media di indagati che arriva anche ai 100, messi in fila dalle PM Eppo nel caso di un'inchiesta sul centro ingrosso Cina di Padova. Insomma, frodi e truffe sui fondi europei, non ci facciamo mancare nulla. Voltiamo pagina e ancora in qualche modo un commento su un episodio di cronaca. Lo troviamo sui quotidiani del gruppo Jedi. È l'intervista al trapper Bizza, 19 anni, che parla di quanto accaduto, commenta quanto accaduto sul Garda il 2 giugno, quindi gli episodi di violenza sul lago di Garda a Peschiera e gli altri fatti avvenuti. La trap è violenza, dice Bizza, ma è finzione, colpa dei ragazzi se fraintendono. Il problema è la rabbia repressa per chi è stato 2 anni chiuso in casa. Questa è la lettura del giovane trapper intervistato da Laura Berlinghieri, al quale i quotidiani del gruppo Jedi danno uno spazio di quasi mezza pagina. Infine un paio di notizie flash. Il sondaggio realizzato da Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est del Gazzettino, l'opinione sulla chirurgia estetica. Leggiamo il titolo, che è chiarissimo: il ritocchino spopola tra i giovani maschi. La pandemia ha cambiato il rapporto con il corpo. I favorevoli alla legittimità del bisturi estetico balzano dal 31 al 44%, questo tra il 2018 e il 2022. Picco dell'87% nella fascia tra i 18 e i 25 anni, e in effetti, guardando il dettaglio tra uomini e donne, giovani e anziani, la percentuale di chi è d'accordo che una persona, se desidera modificare l'aspetto estetico del proprio corpo, ricorre alla chirurgia, ebbene la percentuale oscilla tra il 64 e il 51% favorevole tra uomini e donne tra i 18 e i 54 anni sostanzialmente, ma c'è un picco tra gli uomini tra i 18 e i 24 anni, mentre le donne di quella fascia d'età sono favorevoli al 64%, gli uomini addirittura all'87%, quindi questo spiega il titolo del Gazzettino di oggi. Naturalmente, mano a mano che cresce l'età, come ci possiamo aspettare, si riduce il favor verso la chirurgia estetica. Lo possiamo aspettare naturalmente, perché si tratta di una pratica che la scienza e la tecnica hanno reso possibile e accessibile in tempi più recenti. Ma è interessante appunto il dato relativo alla pandemia, cioè negli anni della pandemia è cresciuto, ha avuto un balzo del più 13% l'opinione positiva rispetto alla chirurgia estetica. L'ultima notizia di oggi riguarda il congresso del SILP CGIL, il sindacato dei lavoratori della polizia. Si è tenuto a Treviso, presenti i delegati delle 7 province venete chiamati a rinnovare gli organismi regionali, che hanno visto la conferma dei segretari uscenti. Il segretario generale Fabio Malaspina ha relazionato esponendo i molti fronti critici che impegnano il sindacato legato alla CGIL. I temi all'ordine del giorno sono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre, la necessità di sottoscrivere un nuovo accordo nazionale quadriennale scaduto da 8 anni, e poi la revisione di un regolamento di disciplina che risale addirittura a 40 anni fa. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.